La famiglia dei Sotere Menadas della Piave nasce nel 1982. L'associazione ha lo scopo di ricordare il lavoro degli antenati, il mestiere degli zattieri di Codissago, perché specialmente dopo il Vajont i nostri cittadini hanno sentito il bisogno di riallacciarsi alle proprie radici. Nasce con due obiettivi, quello di ripercorrere il percorso degli zattieri, che quindi con le zattere facevano i loro antenati con le zattere da Perarolo fino a Venezia, e il secondo è ricostruire il monumento allo zattiere che si trovava a Villa Malcon, distrutto con il disastro del Vajont. Il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto nel 1992, quando 3 zattere, la Piave, la Belluno e la Cadore, sono partite da Perarolo e sono giunte a Venezia nel giorno della regata storica. Il secondo obiettivo è quest'anno con il concorso del monumento allo zattiere. Sono state presentate le opere da 6 artisti, è stato per noi un orgoglio vedere che tutti hanno partecipato sentendo il nostro forte legame con questo mestiere e l'importanza che aveva per noi questo monumento. Qui con me ho l'artista vincitore, Franco Murer, che con la sua opera ha saputo racchiudere sia il significato della storia, la forza e il coraggio che avevano gli zattieri, e nella sua opera fa vedere proprio tutto quello che noi cercavamo di ricordare. Sì, il monumento, almeno l'immagine del monumento rappresenta le terre alte del Veneto, e logicamente il passaggio nella parte bassa, il passaggio attraverso il fiume Piave a Venezia. Logicamente dovevo tenere presente che il centro dell'opera era lo zattiere, cioè colui che trasportava la materia prima per costruire la più bella città del mondo, che è Venezia. Già, se noi vogliamo ricordare un passaggio anche nella Divina Commedia, già Dante ne parla quando lui va a visitare l'Arsenale e vede poi all'interno dell'Arsenale, vede questi uomini sporchi di pece bollente, che stavano dipingendo e risanando i tronchi che erano venuti poi da queste montagne per andare collocati sulle navi che poi portavano la flotta veneziana in giro per il mondo. Chiamiamo il primo classificato Franco Murer.